Allora riprendiamo un po' questa proposta referendaria che dopo si allaccia anche al discorso dello statuto, il nuovo statuto del lavoro, dei lavoratori, insomma. Sì. Il secondo punto, diciamo, cancellare i voucher. Sì. Dei voucher si è parlato più volte, sono sembrati inizialmente una buona idea perché almeno così venivano versati un po' di contributi, però poi nelle modalità attuative e pratiche sono stati un po' un boomerang, se ne è abusato. Ci sono purtroppo tanti giovani, non solo, che vivono con voucher ma lavorando l'infinito, ricattati, messi sotto scacco. Certo. Qual è la situazione che si è ingenerata? E tra l'altro voi avete avuto anche un'occasione di incontro recente con, per esempio, con Tito Boeri, sì, presidente dell'INPS, in cui ne è emerso qualcosa di diverso? Sì, noi abbiamo anche in quell'occasione evidenziato le criticità che stanno emergendo, che sono abbastanza riconosciute unanimemente e che ci portano a dire che è necessario un intervento strutturale, cioè, non a caso noi ne proponiamo addirittura il superamento. Come ha ricordato, è uno strumento che è nato parecchi anni fa, nel 2003 mi pare, per l'agricoltura, forse anche prima, era nato per il lavoro domestico, per le lezioni agli studenti, poi è stato esteso al settore agricolo per le vendemmie e aveva una finalità anche in sé positiva. Innanzitutto era delimitato appunto a queste casistiche e poi aveva la finalità di far emergere il lavoro nero, soprattutto in agricoltura. Poi nel tempo, con provvedimenti legislativi successivi di diversi governi, si è esteso sempre di più l'utilizzo a tutti i settori produttivi, perfino nelle costruzioni, in qualsiasi ambito. Si è esteso la soglia di reddito che si può maturare attraverso la corresponsione dei voucher e questo ha determinato l'esplosione che vediamo in questi giorni, cioè 115 milioni di voucher a livello nazionale, di buoni insomma. Nel Veneto siamo la seconda regione, per cui abbiamo più di 15 milioni mi pare di voucher, per cui un grande utilizzo, fra l'altro anche con uno scarto significativo fra i voucher che vengono comprati e quelli che vengono pagati. E questo, cioè c'è circa un terzo di voucher che vengono comprati dai datori di lavoro, insomma, che poi non vengono utilizzati. E questo è un indicatore delle criticità che noi stiamo evidenziando, e cioè che molti voucher vengono utilizzati per coprire parzialmente il rapporto di lavoro, mentre il resto si copre in un altro modo. E arrivo al punto, cioè la nostra convinzione, basata su indicatori e statistiche precise, fatte anche dall'INPS e via dicendo, è che si stia creando quello che definiamo lavoro grigio, cioè uno strumento nato per contrastare, per far emergere il lavoro nero, in realtà rischia di alimentarlo, e in forme e modi più pericolosi del passato, perché l'utilizzo di un buono oggi consente al datore di lavoro che vuole farne un utilizzo illegittimo di essere formalmente in regola, perché ha il buono per un'ora di lavoro e magari chiede una prestazione invece di 7-8 ore che copre, quando va bene pagando in nero, quando va male sfruttando, con uno sfruttamento vero e proprio, perché magari con un buono si pagano più ore di lavoro. No. E poi c'è un altro aspetto che sta emergendo, l'utilizzo improprio dello strumento, perché lo strumento del voucher è comunque uno strumento che serve a coprire esigenze specifiche, appunto di lavoro accessorio, per esigenze, per attività occasionali e saltuarie. Quando, come sta emergendo in parecchie situazioni, anche qua nella nostra regione, anche in Veneto, soprattutto per le attività, diciamo, turistiche, alberghiere, e da anni questo fenomeno sta emergendo, viene utilizzato per fare delle attività con turni di lavoro programmati e per periodi definiti e che si ripetono, per i quali ci sarebbe necessario un contratto, insomma. È difficile farlo passare per una esigenza saltuaria o occasionale. È chiaro che va a sostituire forme di lavoro più stabili, più tutelate,
non solo contratti a tempo indeterminato, ma anche i contratti a termine e i contratti stagionali che caratterizzano molte realtà produttive del nostro Veneto. Voglio ricordare anche che il voucher, dal punto di vista proprio della condizione di tutela del lavoratore, è estremamente limitato, per usare un eufemismo, insomma, non dà nessun diritto alla maturazione di elementi tipici della contrattazione e di un contratto di lavoro di carattere subordinato. Non fa maturare le ferie, non fa maturare la tredicesima, non fa maturare il TFR. Quindi neanche il TFR? Non dà diritto neanche alla maturazione quando si interrompe perché non c'è più la necessità della prestazione, agli ammortizzatori sociali e all'indennità di disoccupazione. Forse il calo dell'indennità di disoccupazione dipende anche da questo fattore. E poi un altro aspetto, io l'ho messo in evidenza in questa occasione di confronto anche con Boeri, anche sul piano previdenziale. La contribuzione previdenziale è molto bassa, infatti è il 13%, cioè del valore di 10 euro solo 7,50 euro vanno al lavoratore, 1,3 euro va alla contribuzione, dopo c'è una parte per gli infortuni sul lavoro. A proposito, sono sempre più intense le segnalazioni dove c'è l'utilizzo del voucher nel momento in cui c'è un infortunio sul lavoro, e questo supporta ancora di più la preoccupazione che esprimevo prima. Però c'è anche un problema previdenziale. Chiaro, insomma, perché non solo questi, non solo chi lavora con questa remunerazione, remunerato col voucher, non matura una contribuzione sufficiente a farli maturare quando andrà in pensione una pensione adeguata e dignitosa, ma se la mettiamo insieme a tutte le altre forme di precarizzazione e di contribuzione inferiore, penso ai contratti a collaborazione, penso a tutte le finte partite IVA, i finti part-time, che riducono sostanzialmente, oltre a creare una condizione di illegalità e di precarietà, riducono anche complessivamente il monte contributivo che va al sistema pubblico. Io credo che tutti, non solo come CGIL, dovrebbero interrogarsi se un espandersi senza freno e senza limite di queste forme, di queste tipologie, non abbia un impatto fortemente negativo anche sulla prospettiva stessa di tenuta di un sistema pubblico previdenziale. Per cui, ecco, è una delle ragioni per cui chiediamo il superamento del voucher, per questo insieme di argomentazioni. Lo chiediamo perché ovviamente noi auspichiamo e abbiamo fatto proposte precise anche di intervento immediato. In questi giorni si sta preannunciando interventi da parte del governo che, da quello che appare dai mass media, insomma, sembra essere limitato all'introduzione di un vincolo rispetto alla comunicazione di utilizzo del voucher. Cioè almeno un'ora prima della prestazione dovrebbe essere comunicato con modalità che devono definire. Questa è una cosa in sé positiva perché ovviamente riduce la possibilità, come è adesso, di comunicarlo fra 30 giorni, dopo 30 giorni dalla prestazione, per cui di fare pienamente il lavoro nero come si vuole. Sì, ma se una persona, facciamo un esempio, un voucher cosa corrisponde? A un'ora lavorata? Sì, dovrebbe corrispondere esatto. Al valore di 10 euro. Viene dato, gli fa lavorare 4 ore, gli viene dato un voucher, un forfettario voucher, 3 voucher per 7 ore, come succede? La persona è sotto scacco, cioè è dura. Adesso se non sbaglio abbiamo una telefonata, chiedo conferma dalla regia. Pronto? Sì, pronto, buongiorno. Sì, buongiorno, da dove chiama? Dalla provincia di Venezia. Dica pure, dica. Ma io vorrei sapere chi abbiamo al governo, chi sta gestendo il paese. Se ne rendono conto che il paese ormai è alla fame? Io sono uno tra le centinaia di migliaia di persone che da 7 anni e più non lavoro. Quindi mi permetta, signora, di approfittare dell'occasione per lanciare un messaggio, l'ultimo, perché dopo non so se resisterò ancora qualche giorno. Per favore aiutatemi,
io ho lasciato il mio numero al centralino qua di TV7, aiutatemi, datemi da lavorare, non chiedo altro. Per quanto riguarda la politica, per me, se qualcuno decidesse di buttargli una bomba nucleare su Montecitorio, io sarei disposto anche a pagarlo. Buongiorno. Buongiorno, grazie per la sua telefonata. L'esasperazione, è chiaro, se una persona non riesce a trovare lavoro, è che noi purtroppo non siamo né un'agenzia per il lavoro, né tantomeno, piuttosto magari rivolgersi al sindacato forse può dare una mano? Il sindacato sta tentando disperatamente in tantissime situazioni di difendere il lavoro, non solo di difenderlo rispetto alle situazioni di crisi e anche ai tanti abusi che anche qua si fanno. Assistiamo anche ad aziende che decidono di interrompere la produzione non perché ci sono esigenze produttive o perché c'è situazione di crisi, ma perché scelgono di delocalizzare o di spostare in altre sedi dove è più conveniente la propria produzione. Come CGIL da tempo diciamo, ovviamente non è una risposta concreta all'ascoltatore, che c'è la necessità di un cambio sostanziale e radicale delle politiche economiche e sociali, vere, reali, non solo apparenti. Le politiche di austerità hanno ammazzato il paese, dai. Cioè, e lo stanno ammazzando, fatto contenta l'Europa, e non ci pare, al di là della forma e della apparenza mediatica di un contrasto, di un conflitto fra l'Italia e l'Europa, che in realtà anche nel nostro paese ci sia una volontà precisa di andare oltre quelle politiche e quei vincoli monetari e finanziari, perché quando si costruiscono le leggi di stabilità, le leggi finanziarie vengono ancora assunti come riferimento centrale. Noi da tempo stiamo dicendo che per uscire da questa situazione c'è necessità soprattutto di forti investimenti pubblici, per invertire il ciclo negativo che c'è. Da soli privati, da soli non ci si riesce, insomma, c'è bisogno di investimenti in cose utili, in opere di pubblica utilità. Il nostro Paese ne ha tanto bisogno, dalla scuola all'istruzione alla messa in sicurezza del territorio. Però la spesa pubblica è aumentata, l'Europa ci tira, tanto per cambiare, lo so, ma le politiche di austerità, di austerità invece di risolvere quel problema del debito pubblico e dell'equilibrio finanziario, a nostro avviso lo stanno accentuando, perché la recessione e la crisi produttiva che si autoalimenta e che non è passata, c'è qualche debole segnale di ripresa, tutto da dimostrare nella sua continuità e soprattutto con pochissimo impatto sul piano occupazionale. Si potrebbe fare un approfondimento anche sugli effetti del Job Act, visto che, certo, che si entra nel tema, ma no, è una risposta che invece di dare soluzioni accentua la situazione anche dell'indebitamento dei conti pubblici del Paese. Va invertita completamente quella logica. Non so se si possa tornare, ovviamente le soluzioni non sono quelle delle bombe nucleari sul Parlamento, il problema è di ripristinare meccanismi di democrazia e di partecipazione, di coinvolgimento dei lavoratori, al di là dell'esasperazione e del senso di frustrazione che molti hanno, di farlo partecipando alla vita politica, alla vita pubblica, alla vita sociale, di farlo anche partendo da iniziative dal basso, ad esempio sostenendo la nostra proposta della Carta dei diritti universali, scegliendo bene i propri rappresentanti politici istituzionali, ma sapendo che insomma il Parlamento, i livelli istituzionali, i partiti sono gli strumenti di organizzazione della democrazia, chiamiamola così, insomma, no? Sì. Per cui bisogna migliorare quello partecipando, non rinchiudendosi in però se c'è stessi. molto, lo si percepiva per carità dalle parole esasperate del nostro telespettatore, però in generale c'è amarezza, sconforto e certo, emerge chiaramente che ormai le persone hanno una percezione della realtà molto negativa, cioè assolutamente.
Poi quel che si manifesta nei giovani è chiaro, il giovane va via, non affronta neanche la realtà, non vuole neanche risolvere i problemi qui, se ne va via, un po' quello che avviene in altri paesi che hanno dei problemi molto più grossi, però questa è sembra essere la soluzione, lasciando a chi resta le questioni irrisolte, che forse non si vogliono neanche risolvere a questo punto, perché se si va a discutere per settimane su determinate leggi che riguardano una percentuale molto bassa di popolazione e non si risolvono i nodi cruciali del nostro sistema, lavoro, previdenza e quant'altro, vuol dire che non c'è la volontà politica di compiere certe azioni, o no? A noi pare di sì, che non ci sia questa volontà e forse anche la capacità, certo rispetto a situazioni che nessuno nega, sono situazioni complesse, nessuno ha la bacchetta magica. Però si tratta di scegliere delle strade, degli strumenti, delle risorse, anche dove si prendono le risorse, e fare scelte precise. A noi pare che invece se ne facciano delle altre, non è che non si facciano le scelte, si fanno scelte diverse. Altri versanti. Molto spesso con un approccio un po' mistificatorio, cioè si dichiarano delle finalità, magari condivisibili, per esempio sul Job Act, visto che è il tema che abbiamo affrontato anche più recentemente, insomma, che impatta con la Carta dei diritti, e però i provvedimenti concreti vanno in una direzione opposta, no? Per cui c'è anche questa difficoltà, c'è una difficoltà di informazione, di conoscenza, perché spesso passano messaggi molto semplificati, apparentemente positivi e popolari, diciamo così, quando invece le cose vanno affrontate e verificate con necessità di approfondimento molto più grande, di cui spesso non c'è il tempo, perché la gente lavora, ha i suoi problemi, ha le sue cose, per cui fa fatica, insomma, a fare questi approfondimenti. Però torniamo su questi temi assolutamente. Sì. Abbiamo la pubblicità che incombe, quindi pochi secondi di pubblicità, poi vediamo di affrontare anche le altre questioni, però ne parleremo ancora naturalmente.